Tecnobar Food, ma anche Casa su Misura. 2 rassegne storiche per la Fiera di Padova si sono presentate in Camera di Commercio insieme per la prima volta. Da un lato Tecnobar Food, salone biennale professionale per alberghi, ristoranti, bar e attrezzature, dal 6 al 9 ottobre. Dall'altro Casa su Misura, showroom del nord-est di arredamento e articoli per l'edilizia, dal 6 al 14 ottobre. Per la prima volta in assoluto Tecnobar Food, che è la nostra biennale professionale della ristorazione, abbraccerà per i primi 4 giorni anche Casa su Misura, salone del design, dell'arredamento edilizia del Triveneto. È un connubio importante che sta lanciando dei messaggi molto interessanti nel tema delle cucine professionali, nel tema delle cucine di design, nel tema dell'edilizia sostenibile, nel tema dei prodotti agroalimentari sostenibili. Chiaramente un progetto innovativo così, anche l'esigenza di essere lanciato in maniera importante e quindi l'internazionalizzazione di Tecnobar Food verrà evidenziata dalla presenza di 50 buyer provenienti un po' da tutto il mondo, che per 4 giorni vivranno la realtà di Padova, il Veneto, il Triveneto dal punto di vista dell'alimentazione professionale. Con il coinvolgimento di chi verrà, con il coinvolgimento della scuola alberghiera di Abano che si occuperà di tutta l'area di show cooking e di tutte le degustazioni che verranno fatte. Noi abbiamo coinvolto proprio i ragazzi della scuola, qui saranno i ragazzi a decidere cosa fare, parlando con i produttori, lavorando i prodotti dei produttori. È un modo anche per creare relazione, cioè tra chi sarà il futuro cuoco e chi produce. Però per fare squadra bisogna avere magari poche idee ma molto precise e degli obiettivi condivisi. Ecco, l'esperienza che stiamo portando avanti con Tecnobar Food e Casa su Misura è proprio il simbolo di questo tipo di attività, cioè mettersi assieme. Nel nostro caso la richiesta che avevamo ricevuto era quella di cercare di rendere un po' più internazionale Tecnobar Food. Nel giro di un mese siamo riusciti attraverso i canali che abbiamo all'estero e grazie poi anche all'aiuto e al contributo di tutti gli espositori che avevamo in fiera di portare qua 50 operatori che arriveranno più o meno da 12-15 paesi esteri. Ecco, questo diventa un test importante per far capire magari anche a chi forse non aveva colto questo aspetto che mettersi assieme non fa diminuire la propria individualità, anzi la esalta e soprattutto ti consente di aprire dei sbocchi di mercato che da soli per chiunque esso sia sarebbe molto difficile.